innanzitutto spieghiamo che io non mi accredito ai risultati di altri, perché qui c'è un partito o un'associazione che ha organizzato questo referendum online. E lo hanno fatto anche altre realtà, anche il mio partito a inizio mese con 100.000 firme raccolte di persona con il gazebo e altri ancora. La grazia degli indipendentisti è grande. 1.300.000 voti secondo gli organizzatori, ma anche se fossero solo un decimo di quelli dichiarati, la consultazione online organizzata dal gruppo plebiscito.eu ha dimostrato una volta di più quanto il tema dell'indipendenza sia sentito dalla popolazione veneta, al punto che il governatore Luca Zaia a Roma per un incontro col governo è stato costretto a improvvisare una conferenza nella sede della stampa estera per rispondere alle domande dei cronisti di tutto il mondo, decisi a capire quanto seria è la volontà indipendentista in Veneto. Molto secondo il governatore, che ora ricorda i prossimi passi istituzionali. L'indipendenza non si fa oggi e neanche domani, puntualizza, è un sogno come l'Italia di Mazzini, quindi può essere realizzato. Il tema è un tema sentito. In Consiglio regionale del Veneto c'è un progetto di legge depositato che verrà discusso e quindi votato, e se troverà la maggioranza dei consiglieri favorevoli inizierà un percorso giuridico di confronto a livello nazionale che è simile a quello della via catalana, quindi il dibattito Barcellona-Madrid sarà un dibattito Venezia-Roma.